Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi è domenica e per cui dobbiamo lanciare sempre questo messaggio di ringraziamento a tutte le persone che continuano a rimanere a casa. Grazie, perché effettivamente aiutate i sanitari, aiutate un po' tutta questa macchina complessa che serve proprio per stroncare questo maledetto virus. E la trasmissione nostra, sapete, io la uso per fare un contatto con i cittadini. Oggi è domenica, è un giorno speciale e io voglio ringraziare questa grande visita, questo grande onore che ci fa il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che è qui con noi e ascolterà un attimo intanto che presento, però grazie e dopo parleremo con lui, insomma. Una visita veramente che ci fa tanto piacere. Dicevo, questa trasmissione la facciamo per semplicemente cercare di tenere un po' alto l'umore a casa. Sapete che noi non parliamo delle questioni sanitarie perché c'è già la regione, ci sono tutti i telegiornali, le informazioni ne avete già tante, non c'è bisogno che anch'io mi metto, infatti a noi abbiamo scelto da sempre di non fare ordinanze per non accavallarci sia sulle deleghe che ha la regione che anche quello del Ministero della Salute, è bene che facciano loro. Ovviamente ci permettiamo di ricordare che nel frattempo ci sono le famiglie, ci sono le aziende e c'è da costruire immediatamente una manovra perché ovviamente se tutti siamo d'accordo che questo è un periodo di guerra, ci sarà un dopoguerra che speriamo arrivi il prima possibile, però quando arriva potrebbe essere pesante. Allora, usiamo questo tempo positivamente, oltre che per trascorrerlo bene, alzarsi la mattina, organizzare la giornata, fare qualche attività anche così motoria per quello che è possibile fare in casa, per stare con i nostri figli, per vedere se fanno i compiti come non di domenica, eccetera, vedere però di tenere il ritmo giorno-notte che è importante. Oggi comincerei proprio molto velocemente per dire i dati di ieri della nostra polizia locale. Abbiamo fatto anche ieri 62 controlli, sono state controllate 62 persone e nessuna persona denunciata e neanche è stata sanzionata, per cui vuol dire che insomma, i dati sono che in città le persone che si muovono con titolo e con, devo dire anche ringraziando, l'hanno detto un po' tutti, i commercianti, i personaggi che siamo andati in giro un po' dappertutto, le persone veramente con grande dignità, grande rispetto degli altri, insomma grazie a tutti. Poi abbiamo controllato 4 esercizi e 4 attività, una serie di motivazioni, però nessuna è stata sanzionata perché era tutto in regola, abbiamo trovato i dispositivi di protezione dei lavoratori, tutto a posto. Questa è la relazione. Avevamo avuto la fontana di Mestre stanotte che si era un po' bloccata perché c'erano delle foglie, stamattina è stata sistemata grazie all'intervento dei lavori pubblici e degli operai che sono andati subito. Ecco, adesso facciamo vedere una slide che ci interessa far vedere, che è una fake news che sta girando. È sembra una direttiva del Ministero dell'Interno, dice in sostanza che ai sensi del 650, che è il codice di procedura penale, tra l'altro, si comunica ai cittadini. Questa è falsa, non è vera, e dicono si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private, si prega alla richiesta di presentare i seguenti documenti. Non c'è nessuno che viene a casa vostra, non aprite a nessuno, non c'è nessun controllo, nessuno manda via nessuno. Se siete residenti o non residenti, restate a casa vostra, continuate la vostra vita normale, ci pensiamo noi. Se vi chiama qualcuno che vuole entrare, voi telefonate o alla nostra polizia locale, al 112 ovviamente al 113, poi noi abbiamo il numero 041 che è il numero centrale del comune, non so se abbiamo, eccolo qui, è di fatto il centro che abbiamo coordinato con questa centrale di sicurezza, è al Vega, è aperto il numero di telefono 041 dalle 8 alle 17 tutti i giorni, ci sono tante ragazze, signorine che rispondono, le ringrazio per essere sempre presenti, sono in turno circa 6-7 persone a turno e 7 giorni su 7. Sono a disposizione vostra, più o meno per darvi dei numeri, telefono 600-700 persone al giorno. Adesso da domani cominceremo anche a relazionare quali sono le domande. In linea generale sono molte informazioni sulle linee urbane, degli autobus piuttosto che dei battelli o segnalazioni di disguidi. E l'altra grossa famiglia, diciamo, di telefonate è per sapere le condizioni di movimento delle persone in città. Insomma, se sono cose che non capite, ben volentieri. Noi, tutto quello che abbiamo ufficiale, vi diamo quelle risposte. Quelle che non sappiamo,
vi mettiamo, diciamo, in qualche modo in attesa e sentiamo la prefettura per avere disposizioni precise, in maniera tale che non andiamo avanti con, e di fatti si vede che non c'è confusione, insomma la gente ha abbastanza capito i provvedimenti. Ripeto, non credete a sciocchezze o roba del genere, chiamatelo 041 041, non credete alla gente che dice chiamatemi tutte le ore del giorno, siamo a disposizione e così via, c'è il comune. È l'ufficio dello Stato di fatto territoriale che deve rispondere e risponderà a quelle che sono le vostre impellenze. Ovviamente per la sanità invece c'è l'ospedale, ci sono i numeri dei vostri medici e c'è tutto un altro ragionamento, però eventualmente anche lì 041 041 ci fate sapere. Sul commento del decreto di ieri sera del governo e quello che è stato annunciato, i soldi ai comuni eccetera, direi di lasciar perdere perché oggi è domenica, è una giornata che vogliamo che abbia un tono rilassante anche per voi che siete a casa, perché i commenti li faccio domani. Ho pensato che conviene aspettare 24 ore così sono più tranquillo. Adesso abbiamo una bella sorpresa e devo dire anche un contributo che ci fa piacere, un contributo di Mara Venier. Lo mandiamo in onda perché ci ha fatto veramente tanto piacere ed è un auguro per tutti quanti, insomma. Se riusciamo a farlo partire siamo pronti. Caro Sindaco, caro Luigi, ti mando questo video perché volevo dire che io sono vicina a voi con il cuore e che dire, stiamo vivendo davvero un momento terribile, inimmaginabile, ma speriamo che finisca presto. Deve finire presto. Mi raccomando, state a casa. Io sono a casa sempre, non mi muovo, esco soltanto la domenica per andare in trasmissione e fare Domenica In. Dobbiamo essere forti, anch'io ho momenti di grande malinconia e vi confesso veramente dei momenti dove uno si mette a piangere per niente, però ce la faremo, sono sicura che ce la faremo. Il mio cuore è lì nella mia Venezia. Un abbraccione a tutti. Forza, eh? Grazie Mara e un grande saluto anche a te, ci vedremo presto, sicuramente ci sentiamo. Grazie ancora per questo saluto. E niente, io adesso penso che sia il momento importante di passare a Sua Eccellenza il Patriarca, Francesco Moraglia, il Patriarca di Venezia, e dico soltanto che è sempre presente. A me personalmente serve tantissimo perché mi rincuora continuamente, la sua presenza, anche se non dice come se dicesse lo stesso, per cui già mi confesso da solo. E devo dire che questa sua vicinanza anche oggi testimonia la vicinanza che ha per la città, per tutte le persone più fragili, ma tutti, anche le persone che stanno perdendo certezze, siamo evidentemente tutti quanti attenti nelle varie sfaccettature. Magari ricordando lui voglio salutare Don Ottavio Trevisanato, il parroco di Santa Maria Ausiliatrice della Gazzera, che è stato contagiato, è positivo, so che sta bene, ci manda a salutare, noi vogliamo salutarlo a nostra volta e dirgli dai Don Ottavio tieni duro, anche perché è persona incrollabile, insomma gli vogliamo bene. E niente, io passerei la parola al Patriarca, lo lascerei dire a lui, e magari partendo da quello che può essere insomma, la situazione, come lo vede lui, insomma, la situazione che sta vivendo la Chiesa veneziana in questo momento. Noi abbiamo, per quanto ci riguarda, abbiamo consegnato le mascherine alle parrocchie per dare una mano a quello che si può e continueremo a farlo. Adesso anche il sostegno alle persone più fragili, ne parleremo nei prossimi giorni. Abbiamo una rete che cerchiamo di attivare, lo dico anche ai sacerdoti, tramite ovviamente la curia. Cercheremo in tutti i modi di arrivare anche alle persone le più dignitose, quelle che urlano poco ma che soffrono anche in silenzio, quelle persone là vanno aiutate in tutti i modi. Patriarca. Allora, grazie, intanto buonasera a tutti, è un momento in cui io approfitto per poter entrare un po' nelle vostre case, per potervi parlare. Il sindaco lo vedo poco perché sia lui sia io immagino che in questi periodi veneziani un po' tormentati siamo sempre stati chiamati a stare sul pezzo, come si dice. Allora, com'è la nostra situazione? Sembrerebbe dire quasi che essendo in casa non si lavora. È una cosa molto falsa, perché si lavora di più e si lavora con l'angoscia e la tristezza di non poter stare là dove si vorrebbe stare.
però io credo che l'appello che continuiamo a fare debba diventare qualcosa che viene considerata da ciascuno di noi come il primo contributo al bene comune. Non usciamo come atto di responsabilità, non usciamo perché vogliamo bene alla nostra città, perché vogliamo bene agli altri. Ecco, credo che questo sia qualcosa che deve passare come messaggio, soprattutto magari per i più giovani che faticano a capire, o almeno all'inizio hanno dimostrato di faticare un pochino a comprendere questo stile di vita. A me non piace usare l'espressione che però capisco, ecco, siamo in guerra. Non è bella la parola guerra, ma certe volte ci si trova a dover combattere. Stiamo facendo un'esperienza che credo sia unica, dobbiamo ritornare forse ai più anziani della nostra comunità, che si ricordano ancora la guerra, l'ultima guerra, perché lo scenario è diverso, ma è anche molto simile. È in gioco qualcosa che è il futuro della nostra società. Io stamattina sono stato forse un po' duro, ma quando parlo in pubblico cerco di parlare quando non sono alterato, inquietato, e cerco di dire le cose che mi sembra che siano necessarie da dire in quel momento. Noi dobbiamo lavorare per il dopo. Non sappiamo quanto durerà questo momento di emergenza, ci sono dei tempi che sono quelli dell'emergenza, poi c'è la ripartenza. A noi interessa prima di tutto in questo periodo la nostra salute, la vostra salute, la nostra salute, pensando che la mia salute condiziona la salute degli altri. Ma poi ci interessa anche riuscire a partire col piede giusto e credo che dobbiamo allenarci ad assumere una mentalità diversa. Abbiamo vissuto di rendita, forse sulle spalle dei nostri genitori, alcuni possono dire, altri possono dire dei nostri nonni. Adesso siamo arrivati e credo che ne avremo tutti la consapevolezza molto presto a un tornante della storia. Dopo il 45 si è aperto un periodo che ci ha condotto al boom dello sviluppo italiano, dell'Europa occidentale. Siamo passati da essere un paese sconfitto a diventare la quinta, sesta economia del mondo. Non è stato qualcosa che è nato per caso, evidentemente qualcuno ha saputo lavorare politicamente, ha saputo lavorare dal punto di vista della progettualità industriale, ha saputo creare anche, direi, qualcosa che a me sta molto a cuore e che vorrei dire in questo momento, poi ritornerò su questo tema. Non si può pensare che qualcuno si arricchisca da questa situazione e che era già povero si trovi più povero. Una politica che sa andare tra le classi e sa creare quel consenso, quello sviluppo che è benessere di tutti. Il benessere di alcuni alla fine danneggia non solo gli altri, ma danneggia anche questi alcuni che pensavano di poter andare avanti. Ormai siamo in una società della intercomunicazione in tutto, quindi il bene comune è riuscire a stare bene insieme, valorizzandoci, e allora io credo che il territorio, e allora qui vorrei salutare i miei parroci, vorrei dire loro che sono grato per quello che fanno, ma forse avremo occasione poi anche di riprendere questo tema. Dobbiamo guardare al nostro territorio, dobbiamo guardare ai nostri quartieri, dobbiamo guardare alla situazione complessiva di come la gente vive
perché non vogliamo un benessere fine a se stesso, ma vogliamo un bene che permetta a tutti di vivere in modo dignitoso. E questo è il grande sforzo, la grande sfida della politica, di una politica economica, di una politica che dovrà ripensarsi e dovrà ripensarsi anche il rapporto tra la finanza e la politica e l'economia. Perché io sono cittadino veneziano e mi sento tale, ma sono anche cittadino italiano e sono cittadino europeo. E voglio essere fiero della mia città, voglio essere fiero della Italia perché sono contento di essere italiano, ma voglio diventare fiero anche di essere un cittadino europeo. Chiedo alla politica che mi aiuti a essere contento di essere cittadino dell'Europa. Patriarca, lei ha affidato la città alla Madonna della Salute, è stato un gesto veramente bello e non so se vogliamo dire una cosa per questo che è simbolo per noi, anche perché poi la terza domenica di luglio ci sarà il Redentore, che era quando era finita la peste, per cui ci prepariamo con una grande festa, perché speriamo che almeno di poter riuscire a dare entusiasmo. Però non so se vuol dire qualcosa. Sì, la Madonna della Salute è la Madonna di Venezia, è la Madonna che ha aiutato i veneziani, è la Madonna che è nel cuore di tutti i veneziani, un po' ridendo, scherzando, si dice che anche chi non crede in Dio alla salute va e porta la candela. E dal flusso di persone che io ho visto andando in modo privato, non ufficiale, durante la giornata, i giorni della salute, posso dire veramente che ho visto persone che non avrei immaginato di incontrare verso la Basilica della Salute, nelle adiacenze della Basilica della Salute. Ho chiesto alla Madonna quello che si chiede a una persona a cui si vuole bene e che poi consideriamo realmente, non per finta, madre. E gli ho detto: pensa tu alla nostra gente, pensa tu ai miei anziani, ai miei giovani, alle mie famiglie, pensa tu ai miei sacerdoti. E nel momento in cui affidavo così in modo intimo la cosa più preziosa che ho, Venezia, dicevo alla Madonna che ero convinto che presto lei si sarebbe dimostrata veramente quello che è, cioè una capitana da mare, e avrebbe saputo guidarci. E sono convinto. Prima si è parlato di una festa, se è possibile io vorrei dire alcune cose. La settimana santa sarà un po' rivoluzionata, celebreremo senza la presenza delle persone. Io spero, ecco, di poter entrare con la celebrazione nelle vostre case perché è un modo per sentirci uniti, per sentirci vicini, per sentirci familiari. La messa non è questo, ecco, la messa è partecipare, la messa è potersi stringere la mano, è poter sentire gli uni la voce degli altri. Questo non ci è concesso da qualche settimana, ne soffriamo. Ne soffrono i preti, ne soffrono i laici, ne soffrono i religiosi, le religiose, ne soffre tanto il vescovo. Però è un'offerta che dobbiamo fare chiedendo proprio che questa esperienza ci aiuti a recuperare il senso di Dio e della domenica. E il senso di Dio della domenica passa attraverso la comunità, passa attraverso lo stare con gli altri, non lo stare vicino agli altri, perché anche in un autobus, in una metropolitana affollata si sta vicino agli altri. Noi vogliamo stare con gli altri. Stare con gli altri è una cosa importante, è una cosa di cui abbiamo bisogno, che dobbiamo riscoprire. Io spero che la prima domenica in cui potremo di nuovo incontrarci nelle nostre belle chiese, potremo fare la benedizione del ramo degli ulivi.
non si potrà fare nella settimana santa, la domenica di Passione, la prossima domenica. Io spero che i parroci ascoltino quello che io ho chiesto, individueremo la domenica e le nostre comunità benediranno questo ramo d'ulivo un po' come la fine del diluvio della Genesi, quando una colomba vola sulle acque e porta nel becco questo ramo d'ulivo. Credo che sia una bella cosa. Io vorrei però chiedere anche, l'ho detto e lo vorrei possibilmente ottenere dal sindaco, che ci sia un momento in cui faremo una festa per dire grazie ai nostri medici, per dire grazie ai nostri infermieri, per dire grazie alla protezione civile, per dire grazie a tanti volontari e per ricordare anche, lo dico veramente con tristezza, qualcuno di loro che non potrà partecipare alla nostra festa, che io spero sia una festa di chiesa ma anche di città, perché ha dato il contributo massimo che una persona può dare, si è sacrificato per gli altri, fino a dare la vita. Beh, sicuramente il ringraziamento è d'obbligo, è nel cuore di tutti. Tra l'altro poi un po' tutte le categorie stanno anche vivendo momenti di lutto. So che sono morti anche 2 sindaci, tra l'altro, cioè, nel senso che nel conto generale insomma, il rischio è un po' per tutti quanti. E io volevo soltanto dire ai cittadini che ci ascoltano che martedì, proprio in coerenza con quello che ha appena detto il Patriarca, noi abbiamo proposto come sindaci d'Italia, è stato accettato anche dal governo, faremo a mezzogiorno, martedì, metteremo le bandiere a mezz'asta e faremo un minuto di silenzio davanti, io sarò con la fascia tricolore davanti a Ca' Fossetti e ci stiamo attrezzando per portare l'amplificatore per far partire l'inno di Venezia, l'inno d'Italia e l'inno di Venezia, per farlo sentire proprio in tutta la città e lo faremo suonare sia da Ca' Fossetti che anche da via Palazzo, perché anche lì mettiamo un impianto di amplificazione proprio in ragione del ringraziamento ai sanitari, che vuol dire medici, infermieri, OSS e tutte le persone che hanno, e chiaramente ricordo le persone che hanno perso la vita. Era proprio, questa è una cosa che facciamo adesso per ricordare a loro che sono ancora, ma poi senz'altro la festa sarà importante. Insomma. No, io volevo soltanto suggerire, prima di lanciare invece un altro piccolo contributo video, volevo suggerire questo, ma ci pensiamo, però è tanto che ci pensavo. L'altra volta, quando c'è stata a Venezia la peste, a Venezia hanno costruito una basilica. Dicevo, perché non facciamo assieme un voto, il comune ovviamente, insieme alla diocesi, poi vediamo come fare, ristrutturiamo una chiesa a Mestre un po', perché a Venezia sapete che non si possono toccare, sono di fatto tutte vincolate. Sarebbe bello prendere un luogo, poi sarà la diocesi a identificare e dire nei prossimi anni, insomma, facciamo una cosa meravigliosa per ricordare questo momento. Può essere una idea, io direi una chiesa con annesso anche la possibilità di dare ristoro alle persone in difficoltà in modo dignitoso, rispettoso dei cittadini, dell'ambiente, ma che sia anche un modo per poter dire che amare Dio è anche amare il prossimo. Pregare vuol dire anche accorgersi dell'altro. Accorgersi dell'altro è un modo di pregare, quindi se riuscissimo a ristrutturare una chiesa con un annesso, uno spazio per poter accogliere le persone più fragili, le persone in difficoltà e cercare di integrarle, io credo che sia una cosa che ci vede contenti tutti e convinti anche di dire un grazie al Signore dopo e a sua madre, alla Madonna, dopo questo pericolo gradito anche a Lui. Sì, il tema dell'integrazione sarà proprio il tema dei prossimi anni, nel senso che noi, almeno io la penso così, noi dobbiamo essere totalmente aperti a tutti perché le difficoltà possono capitare a tutti noi e tutti abbiamo alla fine le nostre difficoltà nel cuore, nel profondo, ci sono. Però è vero che bisogna pensare anche agli altri, cioè dobbiamo riuscire a fare queste cose non soltanto pensando quasi a un egoismo della generosità, dove io faccio il mio, però mi disinteresso di quello che è il peso che portano gli altri. Dobbiamo riuscire a far sì che queste integrazioni poi non vadano
a pesare agli altri, no? Perché il tema che abbiamo noi su certi luoghi della città, che abbiamo visto, noi le abbiamo trovate queste situazioni, cioè sia io che lei, Patriarca, però è evidente che non si può chiuderci un recinto dell'accoglienza, bisogna che quel recinto sia aperto a tutti e deve sostenersi con tutti, perché se io ricevo solidarietà, ricevo aiuto e però mi disinteresso poi della vita degli altri, diventa difficile fare l'integrazione. Questa cosa qua va detta, perché sennò diversamente diventa l'ennesima dichiarazione facile, ma la difficoltà è proprio quella dell'integrazione. Io ci sto al 100%, però bisogna che ci stiano tutti, anche la persona che in qualche modo chiede aiuto, deve capire che se no non siamo in grado di aiutarla, perché se poi sporca subito dopo 5 metri o si ubriaca, capisco tutte le difficoltà, però bisogna fare un processo di integrazione anche lì, di accettazione sì, ma di tutti, insomma, ecco, questo è un percorso difficile, mi rendo conto. Perché... Vabbè, comunque facciamo un discorso più semplice, che si fa per dire, c'è un pezzo dell'omelia dove il Patriarca, che era carico, ha parlato sull'Europa. Allora non so se la nostra regia è pronta e adesso parla lui. Non basteranno nuove strategie economiche e finanziarie, anche questo ci vorrà, ma sarà tutto insufficiente se l'uomo non cambierà il cuore e la mente. Ma qui torna la verità del Vangelo. Per troppo tempo ci siamo ostinati a cucire delle pezze nuove su un vestito vecchio, liso. L'Europa che oggi dimostra di non esserci, l'Europa che dice con i suoi leader e i suoi più prestigiosi rappresentanti che esprime le visioni e gli interessi di una parte, e coloro che sono stati eletti e occupano certi posti ci stanno dicendo questo. E nei prossimi mesi ci sarà l'emergenza sociale, l'emergenza della fame. E queste cose su un'Europa che non c'è, quando dovrebbe esserci, le dico con grande tristezza, pensando a quello che l'Europa potrebbe essere. Le dico da cittadino italiano e da cittadino europeo, ricordando che sono vescovo e che non faccio politica, ma sento che il silenzio, soprattutto il silenzio di chi non può parlare, ma in modo particolare sento che il silenzio di chi deve parlare, se non parla, diventa una colpa troppo grande. Siamo di fronte a un'emergenza sociale imminente. È inutile dirlo troppo tardi. Diciamolo subito. Prepariamoci. L'Europa potrebbe farci vedere in questa emergenza quanto è essenziale, decisiva, importante. Parole chiarissime, forti, io le ho ascoltate quando il Patriarca ha pronunciato questo discorso, ma è assolutamente in linea con quello che dice anche Mario Draghi, con quello che ha dichiarato il Presidente della Repubblica, che mi sembra anche il Papa stesso ha in qualche modo ripreso. Cioè, dobbiamo prepararci, dobbiamo renderci conto che in questo momento che siamo fermi dobbiamo organizzare insieme. Noi da parte nostra, ovviamente a un livello molto più terreno, qui vicino, ci stiamo consultando con le categorie economiche, cerchiamo di capire da una parte come proteggere, come dare anche indicazioni al governo per questa grande manovra che si dovrà per forza fare, ma intanto che si cercano i soldi, si cerca di convincere l'Europa in qualche modo, da parte, diciamo, lo dico io, della Germania, dell'Olanda, che fanno finta di non capire questa situazione. Ma intanto che si fa questo lavoro bisogna che noi a casa nostra facciamo i compiti per casa e ci organizziamo una manovra che tenga in piedi le imprese. Io sono dell'avviso, così poi anche il Patriarca eventualmente dirà qualcosa su questo, che è vero che vanno protette le persone che perdono il lavoro, ma prima bisogna fare di tutto perché non lo perdano il lavoro, cioè dobbiamo
tentare prima di tutto di non far diventare i lavoratori dei disoccupati per poi dire assistiamo i disoccupati. Le persone che perdono il lavoro vanno assistite, vanno aiutate certamente, ma il bene più grande che abbiamo è proprio il nostro lavoro, la dignità delle persone è il nostro lavoro, per cui dobbiamo cominciare seriamente a immaginare una ripresa. Noi a Venezia saremo particolarmente colpiti, siamo particolarmente colpiti un po' perché siamo già reduci da questa grande tragedia che è successa a novembre, che insomma ha pesato sui conti delle imprese di tutti quanti. Parlo soprattutto della filiera turistica evidentemente, non solo i ristoranti, gli alberghi, che però danno tanti posti di lavoro, anche stagionali. Molte persone non vengono assunte, che non riescono neanche poi a essere disoccupate, non possono neanche accedere alla cassa integrazione perché non vengono riassunte. E se non fanno la stagione non avranno neanche diritto alla cassa integrazione dopo, al reddito, diciamo, al sostegno, alla NASPI, che è il sostegno di disoccupazione. Qui c'è tutto un collegamento che credo di crisi che andrà avanti per almeno 9 mesi, non le 9 settimane di cui sta parlando. E poi c'è il ragionamento sulla tenuta di questa struttura della città, che per cui dico arriva già pestata con l'acqua granda di novembre, e la seconda calamità che ci capita addosso rischia di non far aprire le saracinesche a tanta gente. Noi da parte nostra come comune cercheremo in tutti i modi, adesso chiameremo anche i proprietari dei fondi, cerchiamo di capire se è possibile bloccare per un po', però poi questi ti diranno che anche loro vivono con quegli affitti. La norma del governo che ha messo è un ristoro del 60% ma per l'affitto di queste 9 settimane, ed è un 60% sul reddito che si andrà a pagare, ma per chi potrà pagarlo? Perché chi non ha soldi, perché non dichiarava niente perché ha già perso l'anno scorso, quei soldi di affitto li perde. Poi non sono considerate tante cose tecniche, adesso non voglio stare qui a tediare, non so, l'affitto d'azienda per esempio non è. Per cui noi abbiamo semplicemente chiesto un tavolo col governo per poter elencare una serie di proposte operative, proprio per dare gambe a questo discorso più alto, che è quello ripartiamo subito. Vuol dire che ognuno intanto può presentare delle proposte. Ecco, noi siamo, lo diciamo adesso, sempre aperti, disponibili a sentire, ad avere. Io ovviamente in questi giorni sto lavorando proprio con rappresentanti delle categorie, ci stanno scrivendo per quello che può fare il Comune e ovviamente per dare indicazioni allo Stato per non sbagliare colpi. Poi domani parliamo della manovra, di questo non dico niente. A lei Patriarca, l'Europa, il tema è l'Europa e questa nostra voglia di sentirci integrati. Anch'io mi sento europeo, però evidentemente ti fa male il cuore vedere che le mascherine ci arrivano dalla Cina e ci arriva meno dei nostri vicini, insomma, ecco, questo sì, fa male il cuore per adesso, però avrebbero l'occasione di dimostrare che invece si fa un salto di qualità. Siccome io credo sempre che si possa cambiare idea, che si possa redimersi, io penso che abbiano la possibilità di farlo, devono farlo subito, ma se ci lavoriamo come adesso, parlando con la gente, col popolo, con chi di Venezia conosce amici in Germania, in Austria, facciamo un lavoro sociale per far capire che conviene anche a loro andare insieme, conviene anche a loro. Io da quando ero bambino alle elementari facevo i temi sull'Europa, allora si chiamava CECA, la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, e ci avevano insegnato che lì sarebbe stato il nostro futuro, e avevamo dei grandi personaggi che non erano legati a uno Stato solo. Erano Adenauer, Schumann, erano De Gasperi, persone che avevano una visione d'Europa che non era monetaria, anche se l'economia, la moneta sono strutturali per costruire una coesione completa. Ma se questa coesione completa inizia solo dall'economia e inizia solo dalla politica monetaria, saremo condannati a rivedere all'infinito dei film brutti che abbiamo già visto e di cui sappiamo anche la conclusione. Allora si tratta di dare un'anima all'Europa. Un'anima che è anche cristiana, che è anche germanica, che è anche ebraica, che è certamente romana, che è greca. Un'Europa che prima di tutto pensi l'uomo e poi costruisca una politica
una politica economica, una politica monetaria a partire dai popoli, a partire da quella realtà che l'Europa deve riconoscere, valorizzare e fare in modo di rilanciare in confini più ampi, perché pensare uno Stato adesso che fa parte dell'Europa al di fuori dell'Europa vuol dire condannare certamente l'Europa, ma condannare anche quello Stato. Si tratta però di giocare con delle carte diverse rispetto a quelle con cui abbiamo giocato finora. E questo credo che sia l'impegno, prima che politico, sia un impegno umano, sociale, antropologico. Poi diventa anche però perché l'antropologia non rimanga sospesa sopra i tetti, ma che diventi qualcosa che cammina nelle strade dove noi viviamo, deve diventare anche una politica. Deve diventare anche una politica economica e deve diventare anche una politica monetaria. Sappiamo, e cito una mistica, quindi non una politica, ma una mistica spagnola del Cinquecento, che diceva Santa Teresa da sola può fare poco, Santa Teresa con un po' di denaro può fare poco, Santa Teresa con molto denaro può fare molto. Santa Teresa con molto denaro e la grazia di Dio non la ferma più nessuno. Allora io amo un'Europa laica, ma proprio perché l'Europa è laica deve riconoscere che esiste anche la fede come espressione di una visione dell'uomo che non è confessionale, ma che è capace di solidarietà, che è capace di sussidiarietà, che prima della proprietà privata ritiene che esista la destinazione universale dei beni. Se traduciamo questi principi in una politica europea, noi avremo anche una anima che non permette questi frazionamenti, questi veti, questa incapacità di vedere oltre il proprio interesse nazionale. Non c'è niente da aggiungere. Patriarca, per dare qualche notizia, non so, ai fedeli, ai cittadini, beh, ci avviciniamo alla Pasqua, questo sappiamo, domenica prossima, Domenica delle Palme. Vuol lei dare qualche organizzazione dei riti, di come siete organizzati, cosa si può dire per sapere? Allora, anche noi dobbiamo sapere come possiamo fare per seguire. È stato un incontro continuo in questa settimana, 10 giorni, con tutti i vescovi del Triveneto. Abbiamo avuto anche un incontro fin tanto che era possibile insieme a Zelarino, poi ne abbiamo avuto 2 in videoconferenza in un recente passato. Abbiamo cercato di darci una organizzazione comune. Tanto la data della Pasqua non è trasferibile, quindi la Pasqua si celebrerà e si celebrerà in questa situazione di emergenza, di difficoltà, in cui il Vescovo celebrerà nella Chiesa Cattedrale senza la presenza del popolo, ma in modo particolarissimo per il suo popolo. I parroci faranno lo stesso nelle loro chiese parrocchiali, anche loro senza il popolo. Potremo avere solo poche persone, le persone necessarie, essenziali per portare avanti il rito liturgico, la celebrazione liturgica. Nello stesso tempo troveremo dei sistemi, dei modi, ecco, io potrò celebrare anche con l'aiuto di alcune emittenti e con il settimanale cattolico attraverso Facebook. Sarà un momento in cui non potremo vederci, ma ci sentiremo molto vicini. Quindi il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, il Sabato Santo, la veglia, la Domenica di Pasqua. Saranno scanditi con il ritmo normale
ma con l'eccezionalità del momento presente. Allora quello che io so che i parroci, che torno a ringraziare, che sento veramente vicini, che cerco anche di contattare zona per zona personalmente o con dei messaggi, ecco i parroci si adopereranno per far avere alla loro gente, io penso soprattutto agli anziani, penso anche che le persone più fragili dopo qualche giorno di permanenza obbligata in casa incomincino ad avere anche sofferenze psicologiche. So che i parroci cercano di star loro vicino, di contattarle direttamente o tramite persone della comunità che si rendono disponibili. Ecco, so che i nostri parroci sono impegnati nel dare materiale sussidi per poter fare in modo che ci sia una preghiera familiare. L'ho detto più volte, ritorniamo a pregare nelle nostre famiglie. Io lo dico ai genitori guardandoli negli occhi. Non abbiate vergogna, soprattutto quando i vostri figli hanno ancora un'età in cui il papà e la mamma sono molto importanti, non sono messi in questione, di dire fermiamoci un attimo e ringraziamo il Signore per la giornata, pochi minuti. Guardate, sono le cose che rimangono di più nei figli, anche quando i figli a loro volta diventeranno genitori e nonni. Io da prete ho avuto la grazia di fare tante cose, forse ne ho fatte anche dicendo sempre sì, come ho potuto farle con tanta buona volontà, ma correndo molto. Tra le cose che ho fatto sono stato per 17 anni in una casa di cura, in un ospedale. Ho sentito delle confessioni di persone che avevano avuto delle vite molto avventurose, che avevano fatto tutto, anche i soldi, e che alla fine mi hanno detto, gli ho chiesto a una persona quanto è che si è confessata l'ultima volta, mi sono rimasto colpito perché mi ha detto 51 anni fa. Dico, mi scusi la curiosità, ma uno dice saranno 50 anni, no, 51 anni fa, quando sono andato a fare il militare per far piacere a mia madre. Poi non mi sono mai più confessata, allora ho detto, beh, comincerò dall'ABC. L'altra domanda che mi ha lasciato, direi, basito, come si dice, allora forse non avrà pregato molto. Io non mi sono mai addormentato senza aver detto un'Ave Maria. Come mai? Me l'ha insegnato mia madre. Ecco, allora ritorniamo a pregare in famiglia, ritorniamo a pregare in casa, non abbiamo vergogna di dire soprattutto ai nostri bambini che è bello fermarsi un attimo e ricordare i nonni, ricordare i malati, i fratelli, il papà, la mamma, perché tutti abbiamo bisogno di preghiera e di preghiere, e questo momento soprattutto ce lo fa toccare con mano. Abbiamo un video del saluto del Patriarca ai sacerdoti. Ovviamente sono i sacerdoti, ma sono anche tutte le parrocchie, tutte le persone volontari che ci sono, che tra l'altro sono assolutamente impegnati in questo momento nelle varie organizzazioni in prima linea, per cui li ringraziamo proprio di cuore. Noi, ho detto, forniamo le mascherine, ma insomma quello che possiamo dare in più, adesso anche sulla solidarietà, penso che lì si possa fare un buon lavoro per arrivare alle persone, insomma, che in qualche modo sentono maggiormente la solitudine. Non so se siamo pronti, possiamo mandarlo. C'è il pezzettino in cui il Patriarca ringrazia. Carissimi, venerdì sono stato al cimitero di San Michele, ho chiesto ad alcuni parroci e qui desidero ringraziare tutti i miei preti, uno ad uno, per quello che stanno facendo, per come cercano di fare. Sono stato al cimitero, ho chiesto a alcuni sacerdoti di rappresentarmi in altri cimiteri della diocesi, per dire ai nostri morti di Covid-19, se molti di voi non hanno potuto avere l'affetto e la presenza dell'accompagnamento ultimo, noi non vi abbiamo dimenticato, né abbiamo dimenticato voi, né i vostri cari. Io
mi sono messo un altro punto, ce ne sarebbe forse tanto da dire, perché questa cosa per esempio delle persone sono decedute senza avere la possibilità di essere ricordate, quasi non so se poi la Chiesa vorrà fare qualcosa, ma insomma noi ce ne andiamo disponibili per anche per una cerimonia magari più ufficiale quando sarà possibile, per ringraziare magari in un'unica omelia magari tutte le persone che lo desiderano. Noi magari ci facciamo carico con le nostre strutture, con le vostre, di indicare quali sono le persone per invitare anche i parenti, eccetera. Potrebbe essere un'omelia collettiva, questo ovviamente sarà lei il patriarca a deciderlo, ma penso sarebbe molto bello per queste persone che hanno dovuto salutare il proprio caro anche soltanto per telefono, per un WhatsApp, e poi non sono svegliati magari dalla situazione di crisi, insomma. Noi abbiamo preparato l'ultimo piccolo video che era sulla preghiera del Papa. Personalmente mi ha colpito molto penso il mondo intero, anche molto simbolico il momento. Credo che sia lei che debba commentare queste scene. Io lascerei un attimo, farei partire il piccolo video della benedizione di ieri, Urbi et Orbi, e poi andiamo a concludere con lei sul suo commento del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, da questo luogo che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore per l'intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo, scenda su di voi come un abbraccio consolante la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, dona saluti ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura, ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarsi in balia della tempesta. Ripeti ancora, voi non avete paura. E noi insieme a Pietro gettiamo in te ogni preoccupazione, perché sappiamo che tu hai cura di noi. Conosciamo il Santo Padre che sa andare oltre il presente per guardare il futuro. Sta guidando la Chiesa come il successore dell'Apostolo Pietro, ci sta a indicare delle strade certe volte un po' difficili, certe volte facciamo fatica a comprendere il suo sguardo, ma lo sentiamo sempre come un padre che ci aiuta ad andare oltre la nostra visione corta della realtà. Il Papa parla molto di abbattere i muri, il Papa si impegna in prima persona a fare in modo che questo mondo non rischi quello che non deve rischiare, e lo fa in un modo molto umano, lo fa in un modo molto vicino alla gente, lo fa parlando un linguaggio estremamente facile e al livello e alla possibilità di tutti. Con la benedizione che ha voluto dare a una piazza San Pietro deserta, con la sua immagine che saliva da solo con un passo affaticato gli scalini che lo portavano alla Basilica di Pietro, ci ha voluto dare un segno anche con la sua persona. Bisogna andare avanti, bisogna saper guardare al futuro. La speranza non è una parola, si traduce in gesti, e quello della benedizione è stato il gesto eloquente di un padre che ha in mente il bene e soffre per le fatiche dei suoi figli. E i suoi figli non sono un continente, non sono una città. La benedizione è data al mondo, quindi
Lui ama l'Africa, ama l'Asia, ama l'Europa, ama l'America, ed è proprio quello che lui ci sta dicendo col suo pontificato, in cui abbattere i muri vuol dire ritrovarsi fratelli. Ecco, credo che questa sia l'immagine che ha colpito di una piazza di San Pietro vuota, piovosa, umida, prettamente invernale, ma con quella immagine bianca che andava avanti. Ecco, a noi credo rimane questa immagine, abbiamo bisogno di concetti, abbiamo bisogno di discorsi, abbiamo bisogno di parole, ma abbiamo anche bisogno di gesti, abbiamo bisogno di immagini, e il Papa ci ha dato e ci ha lasciato un'immagine e ha compiuto un gesto che ci incoraggia al di là della difficoltà del momento presente. Non so, io penso che possiamo anche chiudere, forse ai cittadini veneziani, io non so come ringraziare la Patriarca a nome di tutti per queste parole. Andiamo verso la Pasqua, che è un momento di resurrezione, uno dei momenti più belli della nostra fede, insomma, non so, se vuol dire qualcosa ai cittadini che l'ascoltano, agli anziani, ai bambini che sono a casa, non so, veda lei, un messaggio di saluto, di rinascita, insomma. Sì, io ho accettato di venire per poter parlare con voi, per poter dire che viviamo un momento difficile, che tutti con le nostre storie stiamo soffrendo per noi, per le persone che vogliamo bene, per la nostra città. Ecco, ma il fatto di stare legati in questo momento, uniti insieme, credo che sia la cosa che ci può aiutare di più. Un domani la mia preoccupazione è molto semplice, ve la confido, che non ci ricorderemo più di questo periodo. Il periodo della difficoltà e delle difficoltà è il periodo in cui ci si ritrova. Il periodo della ricchezza e dell'opulenza è il periodo in cui ognuno pensa a sé. Allora ricordiamoci anche nel momento in cui la macchina riprenderà la sua strada, torneremo a produrre reddito e quindi benessere per tutti. Ricordiamoci anche con un po' di nostalgia quei momenti in cui le difficoltà ci hanno fatto riscoprire la dimensione umana del vivere. Dire all'altro come stai, come va, coraggio, vedrai che ce la faremo. Detto col cuore, penso che sia un messaggio che dovremmo trasmettere alla nostra memoria e per molti di voi ai vostri figli e ai nostri nipoti. Buona domenica a tutti. Grazie Patriarca, grazie. A questo punto finiamo con, ci sono le slide, vediamo se c'è il numero, forse il numero del WhatsApp a cui inviare, lo dico per i bambini e per tutti, se vogliono fare i video o i famosi disegni che mandiamo poi adesso, finito questo numero, facciamo vedere tutti i disegni che i bambini ci hanno mandato, andrà tutto bene, insomma, ma se ci sono anche dei video simpatici, qualcosa avevamo forse Paolo, vogliamo farle vedere adesso, sì. Facciamo vedere qualche video e poi facciamo partire i disegni dei bambini. Scriveteci a quel numero, possiamo rimettere la slide un attimo così se qualcuno se lo vuole puntare, è un numero di WhatsApp 366 930 95 92. Scrivetelo da qualche parte, poi è molto semplice, fate un video, fate una foto, fate un disegno, ce lo inviate. Tutto questo noi faremo un diario di quello che è successo, quando avremo tempo, quando sarà finita la fatica, racconteremo questo periodo perché comunque resterà nella storia di Venezia e tutti, quando saremo probabilmente un po' più vecchi, lo dico anche ai bambini, quando sarete anziani vi ricorderete di quel disegno che avete fatto in quel periodo del coronavirus, vi ricorderete quando c'era il vostro papà, la vostra mamma, il vostro nonno al telefono, c'era il Patriarca che vi parlava in televisione. Ecco, sono tutti momenti che restano nella storia anche di un sindaco, chissà cosa farò a quel tempo, e di un patriarca che chissà dove sarà, però sono pezzi della nostra storia di Venezia che si costruiscono così, per cui vanno vissuti e gustati anche per quello che sono, insomma, a fin dei conti. Proviamo a vedere se c'è qualcosa di simpatico, così poi chiudiamo.
Vabbè, ringraziamo tutti per l'attenzione anche oggi, salutiamo il Patriarca, tutti voi che ci avete ascoltato, ci rivediamo domani. Questa trasmissione va anche su Televenezia, data in diretta, andrà in replica alle 8 di questa sera, alle 11:30, alle 8 domani mattina. Grazie a tutti per... Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratutobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.